Longo Daniele, che è un cacciatore di UFO, chiamiamolo così perché dedica molto tempo della sua vita a stazionare su posti strategici per riuscire a fare delle foto, abita a Trento, e, a dove? A Belluno, ecco, pensavo venissi giù da Trento io. Belluno, ecco, Belluno, bello 2, bello 3, bello 4, lui è Belluno, il primo del gruppo, è un appassionato terribile dell'ufologia, però ha ottenuto anche dei risultati molto simpatici. E adesso, silenzio dietro per cortesia, e adesso ci mette al corrente di quelli che sono i suoi risultati. Allora, mi presento, come detto, sono Daniele Longo, vengo da Belluno ed è circa 23 anni ormai che mi occupo di questa tematica, la tematica appunto degli avvistamenti, perché mi ha appassionato da quando appunto cominciavo a vederli a occhio nudo e volevo appunto capire e cercare con che cosa avevo a che fare, perché non mi spiegavo come mai io li vedevo e magari le persone accanto a me non riuscivano a vedere nulla, quindi era un qualcosa che mi coinvolgeva proprio a livello personale. Fino a quando poi comincio negli anni a fare le mie ricerche personali, all'epoca nel 93, quando ho cominciato ad avere i primi avvistamenti, ero ancora un ragazzino, 17 anni più o meno all'incirca, e quindi ho detto vabbè, vediamo che roba è. Cominciavo a comprare all'epoca videocassette, riviste del settore, ascoltavo le prime trasmissioni TV alla televisione dove si parlava di mistero, dove si parlava appunto di questi avvistamenti, per cercare di avere un po' il chiaro completo della situazione. Fino a quando poi, dopo un bel po' di anni, cominciai a mettermi in gioco come ricercatore. Cercai di dire, bene, vediamo se questa realtà è una realtà che interagisce con la persona, quindi non è soltanto apparente e basta quando decide lei, ma vediamo se c'è anche un'interconnessione con la persona che in quel momento vede l'oggetto o qualunque cosa esso sia. E comincio a fare le mie foto, i miei video e comincio a riprendere insomma questi oggetti che poi ho capito che sono insomma dei mezzi di volo da parte di questi esseri. Io adesso vi manderò in sequenza delle fotografie, anzi dei video, e spiegherò anche la differenza che c'è fra i video che noi, cioè fra gli oggetti che noi vediamo a occhio nudo e altri perché non li vediamo, e spiegherò anche il perché e le motivazioni, perché mi sono fatto ormai un excursus personale. E io adesso vi farò vedere, se puoi mandarmi in onda. Allora, si spegnete un attimo le luci, faccio un'anteprima su questo qui, un attimino però, preparalo soltanto in pausa. Ok, metti la pausa. Allora, non so chi di voi conosce la base di Aviano, penso che quasi tutti qui in sala sapete che è una base militare nella provincia di Pordenone, dove ovviamente nel quotidiano c'è sempre attività, aerei che atterrano, altri che decollano per le varie missioni o esercitazioni. La cosa sorprendente è che uno ovviamente ignora, incluso anche chi fa i telegiornali o chi fa queste riprese sull'area circostante, è che questi oggetti sono proprio lì in volo, soltanto che non li vediamo. Non li vediamo perché? Perché giustamente appartengono ad una frequenza in quel momento di visione che il nostro occhio non riesce a cogliere, anche perché sono completamente occultati, quindi hanno una frequenza diversa da quello che normalmente magari una macchina fotografica o una videocamera può riprendere. Io vi farò adesso vedere dei video dove apparentemente non appare nulla, ma facendo rallenti delle immagini vi accorgerete che qualcosa in effetti si nota. E ho fatto poi delle analisi. Prego, manda pure il video. Comunque nel frattempo che magari attendiamo le immagini, volevo fare una considerazione. Non so se molti di voi si sono chiesti perché vedono molti degli oggetti e io non li vedo, perché questo si manifesta e quest'altro no, perché la videocamera o la macchina fotografica li prende e io non vedo niente.
Cioè, io mi sono dato due spiegazioni possibili che attualmente mi sembrano quelle più, diciamo, concrete. Come dicevo prima, appunto, una è quella elettronica, cioè che i sensori moderni riescono a captare mentre ancora i nostri occhi ovviamente non hanno una porzione limitata dello spettro visivo. Un'altra motivazione che non c'entra niente con la tecnologia è un qualcosa invece che ha la persona a livello interiore, quindi non è più soltanto l'aspetto tecnico, ma una preparazione interiore di ognuno di noi, perché se non siamo pronti o preparati a vedere o a ricevere o a comprendere questo tipo di realtà, inevitabilmente non vediamo nulla, perché è una convinzione, un condizionamento della nostra mente che non accetta e quindi fa da filtro e non riesce a far passare quell'informazione. Perché ognuno di voi qui in sala è un potenziale, come posso dire, canalizzatore, va sempre in connessione, soltanto che c'è chi ne è consapevole e chi non lo è. Cosa fare per essere consapevoli? Per essere consapevoli semplicemente bisogna mettersi alla prova come? Cercando di mettersi in gioco facendo appunto o degli appostamenti oppure chiedere, cercare di capire il come mai, mettersi sempre nella prospettiva di dire dammi una prova, dammi un segno, un qualcosa e sempre maturare quella convinzione che alla fin fine ti porta a vedere, ad avere un riscontro ed è dato a tutti farlo, non c'è nessuno che è diciamo, è in handicap in questo senso qua. È semplicemente un'impostazione mentale che non ci permette ovviamente di andare oltre. E purtroppo il video parlava chiaro, accompagnando quello che dicevo, ma funziona? Oh, perfetto. Sì, la luce magari per favore. Ecco, questo è un caccia, come potete vedere. Adesso state attenti cosa passa sopra l'oggetto. Avete visto qualcosa? Ecco. A rallenti potete vedere cosa passa poi vicino all'oggetto. Pensate che è rallentato a un 125esimo di secondo. Eccolo là. Poi verrà fatto un fermo immagine, cioè nel video, e capirete che in effetti è un qualcosa che nell'occhio può percepire, ma soltanto appunto i mezzi elettronici. Eccolo là. Questo è un filtro ovviamente apposito per rilevare i contorni di ciò che in quel momento viene registrato. Ed ecco qui la foto del fermo immagine di questo oggetto che incrocia la traiettoria. Il filmato poi prosegue e anche qui qualcosa incrocia la traiettoria. Eccolo lì. Passano talmente veloci, esattamente, e pensa che è rallentato appunto a un 125esimo, che è praticamente quasi un decimo di secondo. Come? Sì, materiale mio. Ecco l'oggetto sotto appunto un filtro. Il video poi ovviamente si porta a conclusione e adesso ne vedrete anche un altro. Era sempre lo stesso giorno, io mi trovavo lì al telefono con un amico che ogni tanto appunto ci sentiamo, e di queste cose ne parliamo sempre spesso.
state attenti adesso, guardate bene, ecco, avete visto in basso. Voi direte, ma perché questi oggetti incrociano la traiettoria dei nostri aerei? Cioè, qual è la motivazione, qual è il senso che spinge questa vicinanza, questa intercettazione? La risposta, per chi ovviamente si intende un po' di questa tematica, per chi la studia, per chi gli sta sempre dietro, ha una logica. La logica è quella di un tenere sotto controllo le intenzioni che i nostri aerei o i nostri capi militari in quel momento hanno nei confronti di una determinata operazione. Se siamo in guerra, se siamo a fare esercitazione, se abbiamo un'intenzione non tanto positiva verso altre nazioni, quindi c'è sempre un'allerta da parte di questi oggetti. E lì è un bel vedere, sì, sicuramente. Ecco lì un altro oggetto che passa sotto, ecco come potete vedere. Adesso vi faccio vedere, dopo sempre questo video, ho preso un esempio da YouTube, un video che è stato fatto che secondo me ritengo genuino, perché l'ho accostato molto somigliante a questo. Ecco, questo è un aereo di linea, guardate cosa è schizzato qui al di fuori delle nuvole. L'osservatore fa la ripresa verso l'aereo e non si accorge di nulla. Rallentando poi a sua volta il video, guardate. Ecco, l'ho preso proprio come spunto. Come potete vedere la velocità è un qualcosa che è inequivocabile, sia una forma dell'oggetto, ovviamente fa intendere subito che non è niente di conosciuto. E mi mette adesso, vediamo se lo troviamo qua, ecco qua c'è un filmato che dice filmato mio, lo metti in pausa pure se puoi, prego. In atterraggio e in decollo, perché facevano praticamente l'atterraggio, facevano un giro di perlustrazione, esattamente. Assolutamente, anche perché alcune nuvole sono loro, cioè non sono del tutto nuvole. Vi spiego anche poi i motivi che gli spingono a camuffarsi. Allora, qui mi trovavo praticamente a Castello di Godego ed è stata una di quelle giornate in cui hanno tempestato i cieli di queste scie chimiche, non so se voi sapete, ecco, una cosa veramente assurda, ed è, no, magari fosse il gas dei motori, magari è qualcosa di ben peggio che noi respiriamo e ci mangiamo anche. Ecco, io vado a fare praticamente un video di, diciamo, denuncia, ecco, tanto per stare un po' così, per far notare appunto l'anomalia che c'è, e anche lì mi trovo praticamente, revisionando il video, un qualcosa che mi incrocia l'obiettivo in maniera assurda come velocità. Fermando poi l'immagine mi rendo conto, manda pure il video. Queste erano le scie che io stavo riprendendo. Dopo comincio a commentarlo, ma buon pomeriggio. Ecco, avete visto qualcosa che è passato, vero? No. Ecco, guardate adesso qui. È proprio basso. E anche di una certa proporzione.
Ecco, io adesso faccio dopo un fermo immagine, eccolo lì. Questi sono dei filtri che io metto apposta per evidenziare proprio il tono dell'oggetto. Come potete vedere mi trovo E qui proseguo poi il video nella zona denunciando appunto tra Vicenza e Treviso. le scie. Dovrei essere precisamente nei paraggi di Castello di Godego. E come potete osservare, dove mi giro, reticolati di scie bianche, le famose scie chimiche o chemtrails in inglese, sovrastano i nostri cieli. Ecco, guardate un po' che spettacolo. Si vede tutta la pedemontana, neanche tanto limpida perché è tutta lattiginosa come visibilità, dovuto appunto ai residui rilasciati da queste scie, che non permettono delle immagini limpide dovute appunto a queste scie. Infatti, come potete vedere, la visibilità è talmente opaca che non dà neanche la possibilità a Ecco, volte questo è alla per macchina farvi di un'idea, ma avere si una buona messa a fuoco. registrano da ogni parte d'Italia. Ho avuto segnalazioni da ogni dove, da nord a sud, da est a ovest del paese. Quindi se pensiamo che ancora tutto questo fa parte Puoi anche di staccare se normali vuoi. scie di condensazione o Allora Daniele, Sì, prego. ufficialmente in presenza di tutti ti chiedo scusa di una cosa. Tu mi hai mandato i filmati dell'aereo per mi preparassi all'inconvegno di oggi, ti ricordi? Sì. Ecco. Io li ho guardati e non ho visto niente, li ho cancellati. Ma dai, Giuro, addirittura. non sono riuscito a vedere niente. Ho detto, che cavolo mi ha dato? Era un bel aereo grande, ho detto, voleva ha ripreso l'aereo, ma io qua non vedo. Sull'aereo questo qua di linea dice o i caccia? Quelli là, quelli Ah, di i caccia i prima. caccia. Ah, ok. Io non ho visto niente, bravo a vedere. Ci vuole allenamento, ripeto, ci vogliono anni allenamento e vivere a volte il momento. Io invito sempre ognuno di noi a cercare di scoprire le cose personalmente, perché se stiamo sempre lì ad aspettare di sapere le versioni che ci raccontano sempre le altre, ci dobbiamo accontentare, ma non abbiamo mai però un effettivo riscontro di quello che noi stessi possiamo vedere. E così è un po' come anche gli altri avvistamenti che adesso vi farò vedere. Prego. Sì, 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 sì. Il falco pellegrino viaggia a 200 km orari in picchiata. In orizzontale il massimo arriva a 80. Sì, no, ma comunque grazie per la risposta. Grazie per la risposta. Comunque è anche vero, come dice il Signore, che a volte ci sono anche dei filmati dove magari, analizzandoli bene, possono essere anche tutt'altro. È verissimo questo qua. Però naturalmente stiamo parlando evidentemente di un qualcosa che la telecamera, cioè la videocamera, vede. Allora, molti fanno l'errore di dire, ma per me sono uccelli. Bene, tu hai mai visto un uccello però invisibile? No. Perché dico questo qua? Perché qualunque cosa viene ripresa a vista d'occhio, cioè che l'occhio lo vede, la macchina lo mette a fuoco. Volere o volare, lo mette a fuoco. Quello che invece noi non vediamo a occhio nudo, la fotografia viene percepito come una specie di nuvoletta, alone attorno, e quello è proprio un campo di occultamento che noi non vediamo a occhio nudo, ma che la macchina lo capta in quel momento perché l'oggetto si trova magari in spostamento e fa quella scia e crea quell'effetto lì. Però non è diciamo, un qualcosa che possiamo ricondurlo a un qualcosa di, diciamo, di conosciuto come un aereo, tanto per dire, oppure un uccello o quant'altro, perché viene messo subito a fuoco. Io infatti ho fatto delle... Sì, no, rispondevo giustamente per chiarire. Sì, ma se l'oggetto è visibile, quello voglio dire, se non è visibile, la macchina va lì, va su quello che tu in quel momento hai interesse come riprendere.
tipo il video dove c'è stato l'aereo di linea, di quello che avete visto poi dopo, il soggetto stava riprendendo praticamente l'aereo, non sapeva che dalle nuvole sarebbe sbucato questo, poi rivedendo i filmati ti accorgi, insomma, ecco, di questo. Sul cielo, quelle erano praticamente delle scie rilasciate da aerei che vengono praticamente mandati, non so da chi, penso da vari enti, non so chi siano come, diciamo, provenienza. Fatto sta che però rilasciano delle sostanze. Non hanno nessun segnale di riconoscimento questi aerei, quindi non fanno parte da nessun modo, come l'Italia permette di viaggiare. Non hanno... Sì, lo so. Dico, però un mio amico Alessandro da Asiago gli ha fatto una foto, è un bestione enorme, tutto bianco, senza nessuna pegna, senza nessuna bandiera, senza nessun numero. Confermo quello che ha detto il collega. Siamo praticamente una nazione sotto la prova di vari esperimenti, assolutamente, e la popolazione ne è ignara perché ci raccontano quello che vogliono. Sì, adesso un po' si stanno espandendo. Sì, assolutamente. Sì. È pieno, sì. Ma tutti i paesi coperti dal discorso dell'ONU ne sono praticamente pieni. Anche in altre parti del mondo, ma un po' meno. Sì. Di queste scie? Ma sicuramente per contaminare qualcosa. Ora ci sono tante teorie per quanto riguarda il discorso delle scie chimiche. Si sostiene, io non è il mio campo questo, ecco, io posso dare una risposta per quello che magari ho compreso. Ci sono dei metalli pesanti in pulviscolo. Questi metalli pesanti vengono praticamente aspirati, bario, alluminio, argento in modo particolare. Esattamente, quindi noi ce lo respiriamo e a volte non solo lo inaliamo ma anche lo mangiamo, perché attraverso gli alimenti che noi praticamente ci troviamo magari nell'insalata o nelle varie, insomma, pietanze ignari, noi ingoiamo questo. Se lei mi dice poi lo scopo, non lo so, io ho come l'impressione che abbia a che fare con un discorso evolutivo della nostra specie. In che senso? Siamo in una era, in un'epoca dove la gente sta prendendo conoscenza e consapevolezza di più di sé, cioè nel senso di chi siamo, che cosa ci stiamo a fare qua, e in qualche modo questi minerali cercano di bloccare quelli che sono le sequenze del DNA che ti danno praticamente quello sblocco a avere più o meno una certa comprensione di determinati fatti. Come anche c'è un discorso che si è aperto, che non lo voglio toccare perché se non finiamo più, dei vaccini. Anche nei vaccini hanno riscontrato che ci sono delle anomalie, non sono più i vaccini di una volta e si sta aprendo un dibattito assurdo. Però insomma, ecco, queste sono delle ipotesi, poi non ho certezze, ecco, questo è quello che io ho sentito dire, ecco. No. Allora, loro non vedono nulla su questa tipologia di avvistamento, ma ci sono anche quelli che vengono inseguiti perché controllati, oppure a volte loro vedono e a loro volta inseguono a loro. No, è completamente secretato una roba del genere, assolutissimamente. Allora, poi faccio vedere un filmato dove in America hanno fatto un incontro i piloti in pensione e parlavano che tutti quanti erano a conoscenza di avere incontrato questi dischi volanti, di essere stati seguiti, preceduti o sotto e sopra, tantissimi. No, i piloti d'aereo sono quelli che hanno una visione più ampia di tutti all'interno dell'aereo. Quindi, dimmi. Quando avevo voglia di lavorare ancora. Bei tempi quei. Sono andato a casa di un controllore di volo di Tessera, parlando di scie chimiche e altre cose, gli ho detto: ma a proposito di UFO, come le cose che vedo eccetera, mi ha detto tutti i giorni i nostri piloti
avvistano qualcosa, archiviamo e silenzio. Questo l'ha detto un controllore di volo. Sì, confermo. È una vita che lo diciamo noi ufologi. È una vita. Una vita che diciamo che non è possibile che non si sappia queste cose. No, però tieni presente che Giorgio Bongiovanni, mio fratello cosmico, è stato ospite in Russia e i russi gli hanno dato documenti, filmati, li ho tutti questi. La Spagna ha liberato quelli che erano i segreti diciamo di Stato, per far vedere. La Francia una parte li ha liberati, l'Inghilterra anche. Si stanno liberando queste cose qui, speriamo bene. Vai avanti, sì, vado avanti. Sono bellissimi. Allora, io vi ho mostrato in breve quello che l'occhio non vede. Adesso invece facciamo il contrario. Vi faccio vedere ciò che in quel momento viene avvistato da noi, quindi con meraviglia, con sorpresa cerchiamo di riprenderlo. Allora, mi fai ecosfere e chemtrails, questo qui. E adesso riprenderò un aereo di linea dove viene incrociata la traiettoria da una sfera bianca. Prego, manda pure il play. E poi dopo c'è il rallenti. Non so se avete notato. Eccola lì. Pure la pausa un attimino. Ecco, questo è quando l'avvistamento è visibile all'occhio. Allora, per chi già è abituato a questo genere di realtà, per chi riprende e li vede, c'è un certo senso di, come posso dire, avviene dentro di te come una specie di carica elettrostatica, un'emotività, un qualcosa che ti dice filma, riprendi. Non ve lo so spiegare perché non è razionale, non è logico in questo senso qua. Però in quel momento c'è un segnale, un qualcosa che ti spinge a vai là, scatta là. Ecco, questo è quello che è importante spiegare. Manda pure il play, adesso io vi farò vedere qui un aereo che compie delle scie chimiche, quindi la sua scia, con delle sfere dietro che cercano in qualche modo di incrociare la traiettoria della scia e man mano dissiparla, cioè facendola, dissolvendola. Guardate adesso in queste zone. Come potete vedere c'è un via vai in questi punti. Io poi cerco di ritrarre e andare di nuovo lì sulla scia. E la scia, come state vedendo man mano, tende a dissolversi.
Bella domanda. Infatti non si riesce neanche a distinguere l'elio, se fate caso. Sì, sì, è a rallenti l'immagine, sì. È a rallenti, sì. Per dar modo di far vedere il movimento di queste sfere. Allora, dopo questo vedrete un altro filmato, preso sempre come esempio dalla rete, ma ritenuto genuino perché l'osservatore in questa circostanza vede la sfera, vede l'oggetto dentro una scia e comincia proprio a fare un'azione di dissolvenza. Eccolo qua. Adesso fate bene attenzione. Esatto. Ora vedrete come la zona attorno a questa sfera comincia a dissolversi. Queste sfere sono mandate apposta da alcune civiltà che le detengono praticamente dentro le loro navi e sono delle sonde, captano, rilevano, eseguono delle operazioni, incluso anche quello di ripulire i nostri cieli da queste scie, perché sanno benissimo che il materiale che c'è dentro queste scie qua è dannosissimo per noi. Adesso l'operatore accelera. Ma era un video che è stato fatto negli Stati Uniti. L'ho preso proprio come spunto perché lo ritengo veramente interessante. Ed è mistico, Silvano. E mi sembra che anche sono. Sì. Hai spento? Guarda se è segnale rosso. E allora ne metto un altro. Qua dicono giustamente oggetto militare, UFO, altro. Ecco, vabbè, questo insomma è inerente al discorso delle scie chimiche che anche da parte di questi esseri sono monitorati. Adesso mettimi per favore, Allora adesso vi faccio vedere dei video dove insieme ad altre persone abbiamo avuto degli avvistamenti proprio a occhio nudo e in 3 abbiamo ripreso. Quindi lo stupore e l'emozione di avere un qualcosa davanti giustamente ti fa comportare come se tu non ti curi di quello che dici, di quello che senti, quindi l'emozione prende il sopravvento e lo stupore pure. Metti pure video avvistamento 1.
Deve essere questo. No, ecco, questo no, è un altro avvistamento fatto sopra casa. Fai l'altro video per favore, se puoi. Il secondo, ecco qui. Ecco, qui siamo ai Colli Euganei, provincia di Padova, eravamo su una vallata, sempre in tre ricercatori di questa tematica, e ci mettiamo lì ad aspettare, dovevamo un attimino vedere cosa sarebbe accaduto. Difatti poi nella fase, metti pure il play, che stavamo andando via. Non è un segnale, un qualcosa, Wow. Non è un traliccio, non è No, niente. no. Sta piemonendo? Sta andando giù, si sta spostando verso sinistra. Comparsa? No? Scomparsa. Ingrandisco ancora, vediamo. C'è ancora comunque perché si sta spostando, eh? Sì. Sì. Ma proprio adesso? Eravamo in tre La stanno riprendendo. a documentare. La stavo riprendendo, Non è nemmeno un aereo, No. Proprio. La classica sfera arancione, tu hai visto? La videocamera ovviamente Per faceva me c'hanno fatica a dato mettere a un saluto. fuoco perché l'ora era tarda, il buio non rendeva giustizia alla sensibilità, e quindi Eccola abbiamo là. fatto il possibile, insomma. E non ti sapete, la vedo attraverso la videocamera. E io la vedo perché ho ingrandito. A occhio nudo non si vede mica, No. Infatti la mia videocamera non riesce a vederla. Non è un aereo. No, non è un aereo. No, ma l'ho vista subito. No, sta cambiando ancora, guarda. Guarda che velocità ha preso adesso. Sì, cavolo. E adesso appunto guarda, ha preso una adesso velocità diviene che da questo punto Guarda si è che spostata qui in velocità sono un via baleno. adesso. La vedete? Daniele, Sì, la vedo. Ma dove la vedete che non riesco a è vederla? sopra quel... Ecco, adesso sta sparendo. No, è più alta adesso, guarda, si è spostata in La alto. vedo lampeggiare. È più alta Cavolo, di 3 centimetri. Sta sparendo la batteria. Aspetta. Ecco, qui poi il video termina e metti pure in fermo. Non vedo più, è sparito. Ecco, come avete visto, ci siamo trovati in tre, così di soppiatto, a videoregistrare questo evento, e per noi è stato, insomma, un segno, come un segno di dire, ecco, filmate adesso, potete. Eravamo tre che già nel campo, diciamo, della ricerca di questo settore eravamo abbastanza navigati, ognuno di noi tre sempre con esperienze personali. E infatti ho notato che quando ci sono più persone che condividono questo tipo di esperienza, questi oggetti si manifestano molto più intensamente, proprio perché la carica a livello energetico è più alta. E metti pure anche l'altro avvistamento, quello di prima. Ecco, qui mi trovavo, qui sono a Vicenza praticamente, dove abitavo prima, ero sul balcone a parlare con uno dei miei amici attraverso lo Skype, all'epoca nel 2013 mi sembra, non mi ricordo adesso la data, e niente, insomma, mi vedo passare, mi sorvolare la testa da questo oggetto qui. Metti pure il play, a occhio nudo ovviamente. Praticamente. Sì, ho visto. Aspetta perché mi è passata una nave sopra la testa. Sì. No, la sto filmando.
Poi passa insomma Ecco, sopra il sparita, tetto e non sparita. riesco più a Eccola, riprenderla, eccola. mi stacco un attimino. Aspetta un attimino, arrivo. Ecco, vai. Ecco, e lì neanche a farla apposta si parlava appunto di loro, di avvistamenti, di incontri, di esperienze, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi c'è proprio una connessione quando si nomina praticamente questa realtà che interagisce. Mettimi se puoi, allora. Aspetta, qua non riesco a trovare Godoy. No. Ecco, vai su ultime. Ecco, adesso io vi faccio vedere un video dove eravamo in 8 o 9 persone, adesso non ricordo esattamente, su un balcone a casa di un amico che lui praticamente c'ha l'aeroporto di Treviso a 150 metri. Noi eravamo lì nel balcone sembrava che avessimo un appuntamento quando invece eravamo completamente ignari di questo, e avevamo le macchine fotografiche, le videocamere, perché appunto per chi fa questa ricerca è sempre pronto insomma per qualche momento. Fino a quando ci accorgiamo che di botto appaiono 2 sfere e cominciamo a filmarle insomma. Metti pure il play. Puzzare, oh. Cos'è quella strisciona là? No, guarda, 2 ce ne sono. Due. Sono due, che Guarda di bello. là, guarda che belli. Cosa Sono loro, sono i dischi, sono i nostri fratelli. E Luca? Ah, è sparito, uno è sparito tutti e 2. No, l'altro sta giù ancora. Poi dopo si sono insomma Sono i fratelli. I fratelli. materializzati. Dove? Questo è dire per domani mattina per me. Metti pure lo stop e vai alla... ok? E fai vedere questa sequenza. Praticamente io mentre filmavo scattavo anche dei fermo immagine per avere poi una visione più chiara insomma. Ecco, vai pure avanti così, ecco. E queste erano le sfere che avevamo registrato. Quindi per l'ennesima volta quando ti trovi in situazioni dove parli di loro, fai questo tipo di ricerca, la condividi, la divulghi, loro sono sempre presenti, è un qualcosa che poi col tempo man mano si acquisisce. Ovviamente questo non lo spiegano dove fanno i convegni di ufologia o di contattismo altro, è un qualcosa che si acquisisce a livello personale, è un qualcosa di strettamente particolare come dettaglio. E quindi la gente giustamente a volte non comprende, perché se non gli si dà una spiegazione ovvia, logica della cosa, non riesce a capire, è un qualcosa che dipende più dalla persona, più che dal momento astratto, non è mai nulla di casuale, cioè tutto avviene per una motivazione. La motivazione per esempio che anche noi siamo qua come relatori è spinta sempre da un qualcosa che ha a che fare con questa realtà, se no cioè non è proprio per scopo personale, è qualcosa da comunicare, ecco questo è il senso. Metti pure, ecco. Adesso vi do delle testimonianze di un altro signore che mi ha detto, vedi se le puoi far vedere, lui praticamente è appassionato di astronomia e mi ha mandato delle immagini molto interessanti del nostro satellite, quindi sulla Luna, la quale mi ha detto guarda io vorrei fare vedere queste immagini perché le reputo veramente interessanti, non le ho mai fatte vedere a nessuno, non ho ancora avuto occasione e mi piacerebbe molto farle conoscere, e quello che veramente si vede è veramente qualcosa di interessante, perché lui come al solito a occhio nudo non è riuscito a cogliere l'occasione, se l'è trovato poi dopo sulla foto come sempre avviene, mi ha detto valuta perché veramente merita, e tra l'altro erano delle foto fatte con la pellicola, vero Deborah se non sbaglio? Che erano fatte a pellicola, no? Le foto quelle...
Sì, che lui fotografava non in digitale ma con la macchina a rullino, esattamente. Ecco, mettimi pure... allora. Sì, arriviamo subito. Mettimi filmato disco luna. Ecco, lui è il signor Giuseppe Monachella. Giuseppe, giusto? Ok, vabbè. Queste sono le sue foto del nostro satellite. Queste sono delle immagini fatte al sole, dove ha riscontrato queste macchie, le cosiddette macchie solari. Ecco, qui lui facendo una foto, metti pure pausa se puoi, si accorse praticamente che c'era un qualcosa che stazionava sull'orbita lunare con un fascio di un qualcosa come di una specie di raggio che stesse per asportare materiale lunare, almeno così apparirebbe. E qui si vede proprio come un solco, se fate caso. Man mano che le istantanee poi passano avanti, si vede proprio che questo solco è spostato rispetto alla perpendicolare del disco. Prego, passa pure il play. Ecco, come potete vedere, insomma, qualcosa di anomalo che secondo me per chi di immagini spaziali giorno dopo giorno ha a che fare, ha modo di vedere, sicuramente trova inconsueto trovarsi insomma, questi oggetti al di fuori dell'atmosfera, anche se ci sono altrettanti video dove sono stati appunto ripresi degli oggetti addirittura che escono dalla superficie lunare. Ecco, adesso vi soddisfiamo la curiosità di Cinisello Balsamo. Mettimi pure Cinisello Balsamo. Adesso questa è una sequenza di fotografie scattate dal sottoscritto e mi trovavo a casa di Antonio Urzi, che non so chi conosce di voi Antonio Urzi, ecco, è contattato insomma di Cinisello Balsamo. E io qui feci degli scatti a sequenza. Ecco, come potete vedere un oggetto, vai pure avanti con la sequenza. Ecco, questi sono, fate conto, dei fotogrammi che ho scatto con la raffica, cioè quindi stiamo parlando di 8-9 scatti per secondo, ok? Quindi una roba molto molto veloce. E facendo un ingrandimento e poi successivamente un'elaborazione, mi accorsi che non era né un volatile né un aereo, anche perché, ripeto, l'avrei visto a occhio nudo e di certo non l'avrei fotografato. Mettimi vai indietro con la cosa, per favore. Metti il... Cioè, Mosca come città della Russia? Chiudimi questa foto se puoi.
Vai su questa cartella, per favore, la prima. Aprila. Ecco, questo è quello che poi è venuto fuori. Come potete vedere non ha niente a che vedere né con un insetto né con un qualcosa di comprensibile o conosciuto, perché ripeto, sia la velocità e sia il fatto che io non vidi nulla ma sentii scattare in quella determinata circostanza mi fece poi dopo ritrarre questo oggetto qui. Come potete vedere, la vedete, penso chiaramente che è una forma classica di un disco, no? Almeno. Io così l'ho reputata tale, poi ripeto, ognuno interpreti come vuole, insomma, queste immagini. E tu dimmi pure. Quanto abbiamo fatto? Beh, qui dovreste andare un po' più avanti. Vabbè, io qui per farvi un po' in breve, un sunto, perché così almeno capiscono cosa... Io qui insomma ebbi quello che viene conosciuto nella casistica come un incontro con uno di questi esseri. Mi trovavo in compagnia di un'amica, la quale anche lei vede e interagisce direttamente con questi esseri. Mi disse: guarda, vengo a Belluno, dobbiamo incontrarci perché mi è stato detto di andare in un determinato luogo insieme a te a fare una determinata cosa. Mi ha spiegato poi nel dettaglio di cosa si trattava, gli era stato chiesto insomma di connettere due ley line. Non so se qualcuno di voi sa cosa sono le ley line. Sono delle linee magnetiche che attraversano praticamente come un reticolato il nostro pianeta, da est a ovest, da nord a sud, e si formano delle congiunzioni. Non so se avete mai sentito parlare della linea di San Michele, esattamente, che in determinati punti incrocia praticamente determinati punti interessanti, come per esempio dei monasteri o delle cose insomma sacre. Questo senso qui. Esattamente. Ecco, lì vai pure nella parte ancora avanti, perché ho portato qua tutta la sequenza. Ecco, fermati. Ecco. Io qui praticamente la portai al lago di Braies, come avete visto dalla cartella, e lì si guarda, questo dovrebbe essere un punto abbastanza energetico, visto che ci sono anche le montagne, il posto è molto bello. Va bene, fermiamoci qua, andiamo a fare questo contatto, insomma, questa connessione. Dovevamo ripetere un codice alfanumerico che gli fu dato proprio per attivare questa linea. E mettemmo i piedi fino alle caviglie a mollo all'acqua e seguimmo questo codice, dopodiché noi cominciammo ad uscire verso l'uscita. Io cominciai a fare determinate fotografie. Come state vedendo già c'è qualcosa di anomalo, come segni, come punti, ecco, come luci. Niente, mi disse lei, ecco, questa è la mia amica girata di spalle, disse: guarda Daniele, sarebbe bello in memoria di questo evento se qualcuno potesse scattarci una fotografia. Erano circa le 7:30, 8:20 della sera, d'estate, stava fra poco facendo anche quasi buio, e io gli dissi: sì, va bene, ma mi girai e non c'era anima viva. Ho detto: vabbè, vediamo a chi lo diciamo. Non faccio in tempo a fare 5 passi in avanti, per istinto guardo verso l'altra parte del lago e vedo una sagoma che cammina, un uomo che cammina verso la parte, diciamo, opposta a noi. E dall'altra parte faccio presente che non c'è un punto di appoggio, né un riferimento, né un'abitazione, zero, boscaglia, bosco pieno. Ho detto: vabbè, sarà uno che sta facendo il giro del lago. Io avevo la macchina fotografica e tento di attirare la sua attenzione, comincio a chiamarlo e faccio: scusi, di lontano, in maniera abbastanza forte, scusi,
Questo si gira e guarda verso di noi e capisce che noi vogliamo qualcosa, insomma, si avvicina, noi andiamo sulla parte che gira dall'altra parte di qua dove c'è un albergo, su questo lago qui, e vedo questa persona che si avvicina e riesco a vedere praticamente un uomo come noi, vestito normalmente, casual, molto alto, almeno 1,95 doveva essere questa persona, capelli lunghi neri, lisci, un volto abbastanza affusolato e uno strano senso dell'umorismo. Io mi guardo con la mia amica e ho detto, vabbè, andiamo. E niente, gli dico, guardi, mi scusi importunarla a quest'ora, ma è l'unica persona al momento disponibile per farci una fotografia. E lui ci disse in maniera molto allegra, ah bene, volete fare foto? Facciamo la foto, facciamo la foto. Va bene, io consegnai la macchina fotografica e cominciò a dirci, appostatevi, appostatevi. Ecco, adesso fermami un attimino le immagini. E mi disse, anzi ci disse, mettetevi a pelo dell'acqua e cominciate a prendere posizione. E lui guardava attraverso il display della macchina fotografica e ci incitò a dire, siete pronti? Ecco, bene, scatta la foto, tac, e comincia a vedere sul display. E io lo guardo e gli dico grazie, è molto gentile, e lui da lì gestì la scena dicendo facciamone un'altra, facciamone un'altra. E io, vabbè, disse alla mia amica, vabbè, facciamone un'altra, che problema c'è? Stesso punto, stessa posizione, rifece di nuovo lo scatto, guardando, io altrettanto feci verso di lui per farmi dare la macchina fotografica, e mi disse, facciamone un'altra ancora, facciamone un'altra ancora. Io da lì pensai, questo qua voleva fregarti la macchinetta. Che cosa vuole da me? Insomma, ecco, da noi pensai di tutto, ma in quel momento stava avvenendo l'incredibile, né io né lei ce ne stavamo rendendo conto di ciò che cosa poi questa persona cominciò a fare. Insomma, per farla breve, sul terzo scatto cominciò a dirci fatevi più indietro, lui altrettanto un po' indietreggiò guardando la macchina fotografica. Ecco, siete pronti? Mettetevi più vicino e fate un gesto. E noi veniamo così. Ecco, fa la foto e comincia a dire ecco, perfetto, questa vi piacerà. E io mi guardo con lei e ho detto questo è mezzo matto, non lo so. Io non mi presi neanche la briga di prendere la macchina fotografica e guardare cosa aveva fatto lui. Lo ringraziai ulteriormente e da lì gli feci qualche domanda, come qualcosa che mi attirò la curiosità. Mi scusi, ma lei di dov'è, cosa ci fa qui? E con un accento italiano un po' completamente anomalo, quasi di nessuna provenienza, mi disse, no, niente, io sono della provincia di Latina, del Lazio, fa. E ho detto, mi sembra strano perché l'accento l'avrei sentito subito. E gli dissi, ma lei cosa fa qui esattamente? E lui ci doveva pensare quasi nel rispondermi, mi disse, ma no niente, io sono qui, strimpello un po' con la chitarra per tormentare i tedeschi che stanno su questo albergo, fa. E rideva, si divertiva. Ah, va bene, faccio io, ok. Niente, poi per farla breve, questa volta mi consegnò la macchina fotografica, lo ringraziai, gli dissi grazie, gentilissimo, e lui ci guardò divertito, ci fissò un attimo negli occhi e ci salutò in spagnolo. In spagnolo perché lei, l'amica mia, era madrelingua spagnola argentina e io avevo conoscenza della lingua spagnola, ma nessuno di noi parlò lo spagnolo in quel determinato periodo. Basta, ci guarda negli occhi, ci fissa, sghignazza, ci sorride e ci saluta in spagnolo. Bueno, saludos hermanos! E guarda in alto, e guarda in cielo. Ho detto, vabbè, ciao, salute. Dopodiché succede questo, io vado a guardare la macchina fotografica, vado a vedere gli ultimi 3 scatti che ci fece e rimasi praticamente allibito e di stucco di ciò che si era formato attorno a noi, perché non c'era niente perché la foto fu fatta dal vivo, c'eravamo soltanto noi nella scena e il paesaggio. Passa pure avanti così arriviamo alla sequenza. Ecco. Questa è la prima fotografia. Come potete vedere, vedete che qui c'è qualcosa in mezzo di noi. Ecco, sì, sembra un qualcosa che man mano si sta per spostare in movimento. Vai avanti sull'altro scatto, ecco, vedete? E prende come forma di una specie di entità, un qualcosa che stava in proiezione, no? O in olografia, qualcosa del genere. Sul terzo scatto mi trovai questo, tutto attorno.
E io rimasi veramente di sasso perché parlai con lei e gli dissi no, ma ti rendi conto? Cioè, abbiamo parlato con uno di questi qui, di loro, perché ricollegammo tutto il passaggio che ci accadde, perché non c'era nessuno, volevamo fare una foto, ci troviamo questo che sbuca dal nulla. Arriva, si presta, dirige tutta la scena, io gli do la macchina fotografica a lui, quindi non scatto neanche la fotografia io, per poter dire magari me la sono fatta male, e addirittura dubitai fino all'ultimo, non guardando la macchina fotografica. Poi dopo, quando mi resi conto di questo, rimasi... Torno indietro di una che è molto bella. Come? No, io lui non l'ho fotografato. Va avanti, va che è bello. Va avanti. 2013 mi sembra. Che roba. Mi trovai, come potete vedere, non so se vedete come un volto. volto, è una specie di La bocca, il un naso, mento. gli occhi. Si vede benissimo il volto, Riesci a vederlo? Io ovviamente questa Poi sera c'è vi ho stretto un po' Fai il... vedere gli occhi dove sono gli occhi, che è così. Allora, uno lì e uno lì. Occhi, naso, bocca, un po' piegata. il volto è questo qui, e un mento. Si vede e una specie bene. di bocca. Ecco, quindi capite che tutto si svolse in una frazione di pochissimi secondi, uno scatto dietro l'altro aveva secondi, neanche minuti, c'è una roba proprio... E lì fu dove mi disse fatti più indietro e anche lui altrettanto fece lo stesso. Ecco, questo è per farvi sunto, così io chiudo, è soltanto una piccola cosa di quello che vi potrei mostrare, perché di quel materiale ne ho a iosa, fra fotografie di oggetti, di navi, di tutto di più. Un altro volto che mi è apparso in cielo, sempre anni fa, sulla zona del Piancavallo, non so se la conoscete, zona Pordenone, Aviano, quelle zone lì. Stringo, chiudo. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che ognuno di noi è completamente capace di fare questo. Io desidero solo trasmettervi questo qui. Non sono qui per farvi la rivelazione del secolo, né portarvi una verità. Semplicemente ognuno di noi ha un potenziale da poter sfruttare. Bisogna che lo comprendiamo e lo capiamo, perché se no abbiamo sempre il dubbio che qualcuno ci possa sempre mentire. Nel momento in cui noi cominciamo a sfruttare quello che vogliamo mettere in gioco, allora i risultati, i riscontri poi riescono ad arrivare. Tutto qua. Io chiudo, lascio il... Grazie. Accendi la luce, grazie, molto bravo, molto bello quello che hai fatto vedere.